Grande soddisfazione condivisa. La pista c'è e chi pronosticava il peggio dal palco è stato invitato a ricredersi. Elogio dovuto alle maestranze di cui facevano parte persone di 21 nazionalità diverse e grande attesa per vedere sfrecciare i primi atleti impegnati nei 45 secondi che ci vogliono a completare il percorso. L'impianto di cui proseguono i collaudi entusiasma senza se e senza ma chi ne potrà fare uso. Non aver più avuto un impianto da anni, dopo Cesana, dopo le Olimpiadi del 2006, alcuni anni abbiamo utilizzato quello, poi successivamente abbiamo sempre dovuto andare con queste sia bob, skeleton, slittino, diciamo in pista all'estero. Più che giustificata la soddisfazione di chi, in tempi record, ha guidato la squadra realizzando l'agognato impianto. Adesso manca la copertura definitiva, la realizzazione di fiche partenza, di arrivo, bob bar, memoriale e poi tutta la ricomposizione ambientale, per cui la pista sarà sostanzialmente interrata, tetto verde, 10.000 e passapiante saranno ripiantumate, cambierà volto. Guardarlo così trae un po' in inganno. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno ora un orizzonte decisamente più roseo, con le Dolomiti bellunesi che si godono la prospettiva di ospitare questo impianto e le gare di sci femminile. Questa è la dimostrazione che insomma, la forza di volontà, la determinazione porta al risultato. Un'opera da quasi 120 miliardi in un anno realizzata, mi ricordo coloro che dicevano che in Italia le opere non si riescono a fare e soprattutto voglio ricordare che abbiamo risanato un versante di montagna devastato, un'autentica discarica a cielo aperto e fra l'altro oltre ad aver fatto l'opera anche ripiantumata con 10.000 alberi. Un monumento alla follia? Ma sì, l'ho definito così perché poi questo dossier nasce da una mia idea, la candidatura è una mia idea alle Olimpiadi di Cortina e in quel dossier volli proprio mettere il bob, il nuovo bob, visto e considerato che questa è la pista di bob più vecchia al mondo ma era abbandonata, era una discarica a cielo aperto, ce l'abbiamo fatta e oggi aspettiamo solo le Olimpiadi nel 2026. Per un giorno sono tutti amici e tutti fanno i complimenti a tutti. C'è ancora molto da fare, basti dire degli alberi da piantumare a fronte degli 800 che furono tolti, ma certo è che quello che sembrava l'ostacolo più arduo è stato superato. Un gran lavoro di squadra, operai, imprese, territori e posso dire che è un orgoglio per me come ministro e come segretario della Lega, fatemelo dire perché se non ci fossero state le regioni Veneto e Lombardia che ci hanno creduto e ci hanno messo i soldi, non saremmo qua con tanti che non le volevano, non servono, porteranno turismo, ricchezza, più alberi, più sport e l'ho detto, è il sogno delle Olimpiadi della pace, che pensare che su questa pista poi possano scendere a 140 all'ora atleti ucraini, atleti russi, è qualcosa che mi riempie il cuore d'orgoglio. Ha mai temuto per un istante, in un qualche momento, che ci potesse capitare che non ci si arrivava? Diciamo che quando tutti mi dicevano non ce la fate, non ce la fate, non ce la fate, non ce la fate, dubbi no, però grande responsabilità.